Si è appena conclusa la premiazione del Premio Italia Femmine, ma adesso c'è un altro momento molto importante. Infatti ci hanno raggiunto il presidente di Ipogroup Cesenate, Massimo Umberto Antoniacci, e il vicepresidente Michele Canaglia. Adesso ci sarà la consegna ufficiale al capitano Lorenzo Doboletta, ricordo capitano della Fortitudo Baseball Bologna, ed è presente oggi tutta la squadra. Un ringraziamento va anche a Giovanna Saleri, che ha organizzato insieme a Ipogroup questo bellissimo evento. Quindi Giovanna e anche ovviamente la persona che con te, vi invito comunque a partecipare a questo momento istituzionale. Quindi procediamo con la consegna e ovviamente la foto di rito, e poi chiedo al capitano di presentare tutti i ragazzi della Fortitudo Baseball. Lorenzo, adesso ti chiedo di presentare tutti i giocatori che sono intervenuti in questa bella giornata di sport. Allora, innanzitutto grazie per il premio, per la giornata, è stato un grande piacere per tutti noi essere qua. Vorrei partire ringraziando Giovanni e Alice perché è tutto merito loro queste organizzazioni, fanno sempre un gran lavoro e ci permettono di essere qua, quindi un grazie non è mai abbastanza. E qui ci sono tanti componenti della squadra, ne manca qualcuno, però abbiamo un nuovo arrivato, parto da qua, Maurizio Andretta, che è un lanciatore, un altro ragazzo nuovo che è Riccardo Paolini, che è venezuelano, italo-venezuelano ed è un seconda base. Abbiamo Alessandro Deotto, un altro nuovo ragazzo ricevitore esterno. E lì dietro di lui c'è un brasiliano, Murilo Gouvet, un lanciatore. E abbiamo Renzo Martini, tutti gli occhiali per nascondersi, perché abbiamo Renzo Martini, venezuelano interno, terza base, prima base, dove vuole. Abbiamo il nostro interbase Giulio Andreni, con noi ormai da 3 anni, un altro ragazzo Riccardo Bertossi, esterno. Abbiamo Filippo Agretti, bolognese, qui da quando è nato praticamente, e che è utility. Abbiamo Ernesto Liberatore, italo-venezuelano, anche lui ricevitore. Dietro abbiamo il nostro fisioterapista che ci aiuta sempre, e infine, ma non per ultimi, ci sono i 2 ragazzi lì dietro che si chiamano Alejandro e Miguel e svolgono un importantissimo lavoro per tutti noi, ci danno una mano in tutto, a partire dalla cura del campo, ad aiutarci in ogni allenamento, si mettono sempre a disposizione e ci danno una mano grandissima in tutto e per tutto. Bene, io ti ringrazio. Esatto. Noi siamo lieti di aver avuto ospiti qui all'ippodromo, è un bel connubio, cavallo e il vostro sport, che io ho ammirato, ho visto delle partite eccezionali in quel di Cuba, quindi vi faccio un grande in bocca al lupo per le prossime vostre partite e vi aspettiamo ancora una volta qui ospiti all'Arcoveggio. Grazie. Grazie mille. Grazie al Presidente. Io direi di ricordare il prossimo appuntamento che avete al Gianni Falchi, e così invitiamo sia i driver ma anche il pubblico presente all'ippodromo. Il prossimo appuntamento sarà sabato 16 aprile e giocheremo al Gianni Falchi contro Castelfranco Veneto. E vi aspettiamo, se volete venire a trovarci e avere un'esperienza nuova e vedere se il nostro sport vi appassiona, vi aspettiamo calorosamente. Bene, grazie ancora alla Fortitudo Baseball presente oggi all'ippodromo nella giornata dei Gran Premi Italia. Quindi ultima foto di rito, e poi ci saranno anche i pony.